Troverai un altro ristorante che tiene solo... Sì, grazie. Ciao, buon giro. Sì, devo andare per di qua perché di qua so andare il Corada, che è lassù. Sì? Grande. Sì. Sì. Qua a destra non è tanto duro. Quello da Neblo è il più duro. Occhio. Sì, sì. No, di qua no, mi dicono di no, non l'ho mai provata. Non erano i patti però. Non erano i patti. Sembra veramente, no? Buongiorno, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Al 9% vi dico subito che questi non erano gli accordi del giro di oggi. L'idea era prendere su alcuni di voi, e qua siamo in 4 fra quelli che mi hanno scritto su Instagram, e fare un po' di piattone per recuperare Stefano, meglio conosciuto come il biciclo friulano, a Cividale. Sono già cotto. Poi lungo la strada abbiamo recuperato un altro gruppo di amici. Cosa fai? Non fai 5 km di salita e scollinare ad Albana? Sì. Ah, ho capito dove siamo. Che spettacolo di qua. Questo dovrebbe essere il retro del monte dietro al Corada. Se non avete visto il video della salita al Monte Corada, ve lo lascio in lì, qua in alto a destra. Cividale, Ponte del Diavolo. Later. Cividale, pausa caffè Longobardo e andiamo incontro al biciclo. Bene, ora che credo abbiamo finito di fare salita, posso mettere un po' in ordine le informazioni e dare un senso a questo video. Dopo 2 ore di promesse non mantenute, perché appunto volevamo fare solo pianura oggi, siamo usciti da Cividale. Vi presento Dario con una bellissima Focus di Zalco, Andrea Trek Madon e Alessandro su BMC Team Machine, non mi ricordo il modello, poi glielo chiediamo. Fra l'altro, se volete vedere il bike check di queste 3 bici, lasciate un commento, fatemelo sapere. Siamo in grande anticipo, andiamo a recuperare Stefano, il biciclo friulano, andandogli incontro, direzione Artegna. Oggi sarà un big day on the bike, faremo abbastanza più chilometri di quelli che avevamo in programma, più dislivello sicuramente perché abbiamo già fatto 580 metri, dovevamo farne 200-300 al massimo. Ci sta. Passiamo a Ziracco, sempre portando Artegna. Queste sono zone praticamente inedite per me in bici.
traccia Strava del giro in descrizione, e se volete segnalarmi qualche percorso o qualche segmento bello qua in zona, qualche giro interessante, lasciate un commento. Noi stavamo guardando la traccia. Stavo guardando un centimetro davanti a me. Grande, come stai? Bene. Andrea? Ciao. Bene, allora trovati, ci siamo trovati. Adesso dobbiamo decidere cosa fare. Se scendere... Per me andiamo a fare una salitella qua. Allora, ti dico che non abbiamo più rispettato i piani come erano pattuiti. Abbiamo fatto già 600 metri di dislivello. Ah, ok. Così, dovevano essere massimo 300 tutto il giro. Sì, Poi magari faccio un pezzo collinare, perché ormai fare il giro completo mi viene più lunga. ok, Conviene farci Vidale e poi magari andare in giù ma verso le colline. ok, Orientali, quella zona lì. ok, ok. Poi io ritorno su da un pezzo più in su. Delle postazioni di guerra. Pam pam pam, una salita dietro l'altra. Sì. Quindi fai la via che c'è là e hai una dietro l'altra. Ma qui diciamo da sinistra a destra cosa c'è? E da sinistra, da lassù in cima, dove abito io, Sì? hai gli Alminis, Sì? poi hai Subit, Portus, Canebola, nel mezzo hai Valle, Sì? poi vai giù hai Torreano, qua che vai su a Mardonia, Sì. poi arrivi a Cividale, quindi hai tutte queste salite qua, una attaccata all'altra. Diciamo da chi al Minis a Torreano ce ne sono. Chi al Minis, ce n'è 5-6, Cavolo, figo. tutte da 25 minuti. Perché tipo Subit, Portus e Canebola arrivano sulla stessa strada militare Ok. che è panoramica sopra, che è la stessa che vado a Padronia del Don. Sì? Quindi c'è questa strada che è sopra tutto e tu con le salite ci arrivi su. Tranne Valle che è un po' più corta, che si ferma sotto, ma il resto sono tutte... Non che ce ne fosse bisogno, ma mi hai fatto venire gola. Quindi facciamo sto giro qua e dopo pensiamo al prossimo. Back at Ponte del Diavolo once again. Siamo tornati a Cividale, fermata d'obbligo per momento social sopra il Ponte del Diavolo, e il gruppo si è arricchito del buon Stefano. Per gli amici conosciuto, come credo conoscerete, Biciclo Friulano. Momento check tecnico. Parco bici oggi livello alto. Commento se volete vedere il bike check di sti mostri. Focus Izalco, Trek Madon, BMC, Team Machine 2. Super Six Evo 2012. Bella, sarà leggerissima. Voi siete arrivati da là? Sì, noi siamo arrivati da là, qua scendiamo a Gagliano, dove siamo passati l'ultima volta per andare a Castelmonte. Se non avete visto il video ve lo lascio nella icona in alto a destra, e giustamente, visto che è un giro di solo pianura, faremo Rocca Bernarda. Mi sembra perfettamente calzante. Quella lì è Rocca Bernarda. Poi scendiamo giù là. Sì. Rapportini. Tu come sempre hai la bici perfetta, Andrea, per fare queste cose. Ottimo. Rapporti ideali pure. C'è nessuno che te la cambia sotto la salita. Ha chiamato l'ammiraglio, ma non è arrivato nessuno. Ma sta gara la bucata. Ma se vai sopra il 30 all'ora ti dà il 2% di vantaggio. Esatto.
Quello si vince. Andrea, come prima, basta menare. Basta menare, però. Lì c'è il biciclo insieme ad Andrea e noi saliamo a Rocca Bernarda, un chilometrino, giusto uno strappo, perché oggi il giro era di pianura, infatti 6,60 di dislivello, 80 km, perfetto, quello che piace a me. Momento gravel, momento Stonehenge e momento social. Che posti, che posti. Se non vi dicessi che siamo in Friuli, probabilmente pensereste che siamo in Toscana. Magari c'è qualche toscano fra di voi che guardate i video che magari potrà confermare. Bellissimo, bello, bello. Niente, non siamo capaci di fare giro pianura. No. Ci sentiamo per la prossima. Certo. Ragazzi, grazie. Grandissimo. Partenza magari al mattino, così abbiamo il tempo Sì. Bravo. davanti. E così cambio segui, tu vai... Così cambio bici, c'è un motore che potrebbe venire anche con la graziella. Grandi, dai, allora io e Dario torniamo giù, ci sentiamo. Va bene. Telefono, va bene? Grandi ragazzi. Grazie. Buon giro, grazie di tutto. Vedete che... Ciao. Buona giornata, buona domenica. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ti passo davanti. Ehi, te lo chiamo. Allora io e Dario facciamo un rientro un po' allegro, con dei cambi ogni 2 km, tenendo 35 all'ora. Mentre rientro a casa, passando davanti al Sacrario di Re di Puglia, penso che causa nostro clamoroso anticipo sulla tabella di marcia e un po' di ritardo di Stefano, che ci sta, perché incastrare tutto non è mai facile, sono comunque contento, anche se non vi ho portato il giro che avevamo in programma. Sono contento da una parte perché abbiamo fatto un po' di salita che io non disdegno mai, ma anche perché più di tutto quello che mi piace è creare nuovi collegamenti, conoscere nuove persone, e come ieri mi hanno scritto Dario, Andrea e Alessandro per uscire insieme, è proprio questa la roba che mi piace. Voi guardate quello che io condivido, vi fate avanti, organizziamo un'uscita, si pedala insieme, ci si conosce, ci si confronta, si fa amicizia. Questa è la figata, la roba che mi piace di più. Veramente contento. Il giro potrebbe anche arrivare dopo come priorità. A questo punto vi saluto, rientro a casa, adesso vi risparmio drittoni per rientrare a casa. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like se vi è piaciuto il video, un commento se volete chiedermi qualcosa, lasciare un'impressione, propormi dei giri. In descrizione trovate il link al giro su Strava, seguitemi anche lì, ma seguitemi anche su Instagram, dove cerco sempre di anticipare e annunciare quando ho in programma di fare un giro, così appunto magari ci si trova. Vado, che sono in rotonda e non mi pare il caso di tenere in mano la Insta, che anche se è piccola è sempre una mano occupata. Ci vediamo al prossimo video, buone pedalate a tutti, ciao!